Dal cappello del mago. Amici, eccoci qua e benvenuti, bentrovati. Io come sempre sono il mago Alesgar. Eccoci qua. Beh, allora mettetevi comodi perché iniziano proprio in questo istante le nuove avventure di Dal cappello del mago. Wow! Beh, allora, cari amici, quest'oggi avremo tante avventure. Come sapete, io non mi ricordo mai bene quello che deve succedere. Ecco, diciamo succede e basta. Lo estraggo dal mio cappello. Meno male che ho il mio amico saggio alieno che si ricorda tutto, ma tutto. Allora, innanzitutto saluto voi, ma andiamo a salutare anche il saggio alieno. Saggio alieno, ciao! Oh, eccomi! Ciao a tutti! Ciao mago! Ed eccolo qua, lui viaggia, naviga, gira, insomma, mamma mia, ne combina di tutti i colori. Io non so come faccia a ricordarsi davvero tutto. Saggio alieno, visto che sei molto preparato, ecco, è un po' il mio segretario, che cosa faremo in questa puntata? Caro mago, la puntata di oggi è una puntata all'avventura. Certo, prima di tutto giocherete con me e l'albero burlone. Dovrete indovinare un oggetto misterioso, eh sì. E poi avremo l'esploratore Fede Vero, eh sì, ci sarà proprio lui che ci porterà proprio all'avventura. Ah, ecco, ok, allora direi che potremmo cominciare, possiamo cominciare. Voi cosa dite, amici? Siete pronti? Io sono pronto, ok, ci sono, molto bene, e vi ricordo, ecco, quello me lo ricordo, di mandarci i vostri saluti, i vostri disegni, i vostri pensieri, le vostre filastrocche, le vostre barzellette preferite. Scriveteci a ciao@gmail.com. E se siete capaci anche a fare una magia, ecco, fatevi filmare così in orizzontale dai vostri genitori. Se vorrete potremo anche coprire il viso, ecco, se non volete se magari siete timidi, se non volete comparire, ecco. Ma se siete in grado di fare una bella magia, ecco, mandatecela, così potremo vederla tutti, perché le magie sono belle da fare a casa, da soli, ma sono belle anche se condivise, perché donano meraviglia, ci fanno sorridere, ci danno un po' di leggerezza, e la leggerezza nella vita è importante, assolutamente. Beh, io direi che potremmo cominciare, iniziamo, ok? E allora si parte! Quante storie da ascoltare, quanti giochi da imparare con il mago Alesgar. Quanti trucchi lui sa fare, le risate a non finire con il mago Alesgar. Quante storie da ascoltare, quanti giochi da imparare con il mago Alesgar. Quanti trucchi lui sa fare, le risate a non finire con il mago Alesgar. Eccoci amici, ciao! Siete pronti a giocare con noi? Con me e con l'albero burlone? Dovete stare attenti, mi raccomando, e cercare di indovinare qual è l'oggetto, quali sono gli oggetti misteriosi di quest'oggi. Il primo indizio è proprio questo. Sono molto antichi. Oh, il secondo indizio magari vi permette di capire. Si possono collezionare. Sì, vediamo se capiscono. Molti si trovano anche sottoterra. Oh, certo, i dinosauri che troviamo oggi alla fine sono dei... Diventa un pochettino più facile. Pensate che questi oggetti vengono scoperti soprattutto dagli esploratori. E si trovano maggiormente all'interno delle rocce sedimentarie. Proprio così, sono molto antichi.
sono resti di esseri viventi, animali, ma anche vegetali. Avete capito quali sono gli oggetti misteriosi di quest'oggi? Lo diciamo? Ma certo, gli oggetti misteriosi di quest'oggi erano proprio i fossili! Esatto. Infatti i dinosauri sono fossili quelli che troviamo oggi. E pensate che i primi fossili di dinosauri furono probabilmente scoperti in Cina nel IV secolo, tantissimo tempo fa, ma furono descritti come resti fossili di draghi. E lo stesso avvenne anche per tutti i fossili ritrovati in Europa fino all'inizio dell'Ottocento. Oh, che bello, che fascino i fossili! Volete sapere qual è il fossile più costoso al mondo? Si chiama Apex, è stato chiamato così, ed è lo scheletro di uno stegosauro scoperto recentemente negli Stati Uniti. È diventato il fossile di dinosauro più costoso mai venduto al mondo. È stato venduto quest'anno, per l'incredibile cifra di 44,6 milioni di dollari. Sono tantissimi! Beh, adesso le nostre avventure, come direbbe il mago, continuano! Grazie Mago Alesgar per avermi passato la linea. Ciao ragazzi, sono Fedevero Explorer e mi trovo in una miniera di carbon fossile. Ma cos'è il carbon fossile? Beh, è ciò che rimane di antiche piante rimaste sepolte dalla sabbia del mare sostanzialmente e fossilizzate. Pensate che quello che vediamo qui è lo strato appunto di carbon fossile e si tratta proprio di alberi risalenti, pensate bambini, al Giurassico, all'era dei nostri cari amici dinosauri. Guardate, tutta questa fascia nera. Seguitemi, guardate cosa c'è qui. Qui possiamo vedere lo strato di carbone, anche qui, mentre sopra tutte queste tracce bianche sono antiche conchiglie. È un po' come quando si va al mare e sulla spiaggia, sul bagnasciuga, troviamo le nostre piccole conchiglie. Ecco, accadeva la stessa cosa anche 170 milioni di anni fa durante il Giurassico. Il mare ha semplicemente ricoperto le conchiglie e gli alberi caduti a terra e coprendoli li ha preservati nel tempo. Ecco che quindi a distanza di tanti anni li troviamo oggi all'interno delle montagne. Guardate che meraviglia! La nostra avventura termina qui, ritorna la linea al mago Alesgar. A presto, ciao! I saluti. Ragazzi, eccoci, è giunto il momento dei saluti. Allora noi salutiamo tutti voi che ci avete ascoltato, un grande abbraccio. Saluto il saggio alieno e grazie anche a lui per ricordarmi ogni volta quello che non mi ricordo, ecco, anche se poi ho tutto preparato, scusa, il mio segretario, il saggio alieno. Saluto anche il nostro Albero Burlone. Albero, ciao e grazie. Oh, ciao amici, ciao mago. Che forte, che gentile il nostro Albero Burlone, con lui saluto anche tutta la natura circostante, ecco, ovviamente grazie a lei che ci ha permesso questa puntata di Dal Cappello del Mago. Le avventure continuano, mi raccomando, rimanete con noi, se volete potete andare sul canale YouTube Mago Alesgar e scoprire tutte le puntate passate, che ce ne sono tante di Dal Cappello del Mago, e trovate anche nelle varie playlist anche
tutte le nostre rubriche, Una magia col mago, Mrs. Magic, le magiche storie estratte dal mio cappello e anche la scuola di magia per diventare voi stessi dei maghetti, ecco, quindi mi raccomando, ecco. E poi importante, eccola qua, la nostra mail, ciao@mago@gmail.com, mandateci i vostri disegni, i vostri pensieri, le vostre filastrocche preferite, le vostre barzellette e se siete capaci anche di fare una magia, fatevi filmare in orizzontale, ecco, mi raccomando. Se non volete comparire e poi vi oscureremo noi il viso, tranquilli. E se però avete una bella magia che siete in grado di fare e realizzare, fatevi filmare e mandatecela, così potremo assaporarla, meravigliarci tutti quanti insieme, perché la magia è bella da fare da soli, ma è più bella se fatta in compagnia, è un po' come la vita. Fatta in compagnia è ancora più bella e speciale. Bene, un grande abbraccio a tutti voi e alla prossima puntata. Ciao amici, ciao! Dal cappello del mago.